Questa è una parte di questa mostra, di questo itinerario diffuso nella città, nel territorio, che essendo noi in questo piccolo grande mondo che è Monteberico, ecco che allora giochiamo, no? Rinascimento mariano a Vicenza, però qui abbiamo il Rinascimento mariano a Monteberico, perché lo immaginiamo come un Rinascimento mariano partito da Monteberico per riuscire ad inondare di primavera, di questo respiro fresco, tutta la città, anche con una certa leggerezza. Si apre il ciclo di iniziative culturali che sfoceranno nelle celebrazioni dell'anno giubilare. Al santuario è stata predisposta una sala di accoglienza dei pellegrini che contiene alcune opere d'arte sacra della mostra diffusa Rinascimento Mariano a Vicenza, nata in collaborazione anche con il comune. Sì, allora in particolare collaboriamo con la Biblioteca Bertoliana mettendo in mostra 2 manoscritti, ma questo ad aprile, poi a maggio invece al Palazzo Civico Chiericati siamo sempre in collaborazione appunto tra il santuario e il museo per esporre 2 soggetti mariani appunto dipinti.